Arriva la primavera col suo cargo d'emozioni, nuovi fiori, nuovi colori, nuove giustificazioni. Perdurando la clausura, non sa più cosa inventarse pur d'andar fuori de casa de scondon a ristorarse. Quei che vien un po' fermati pal controllo dagli agenti, sul momento se inventa delle scuse sconvolgenti. Per esempio, a uno lo dito, cosa fa lo fuori adesso? Che domanda me moea, anche amico dito stesso, stravacado in mutande, buttato sul sofà, guardava una partita del Verona de anni fa. Gavea in fianco la medira, ogni tanto faceva un routine e venuto là la tigre e successo un casino. Mi son catata dal dito al fatto con un timpano perforato, pare sguisso sera gli occhi e per strada mi son catato. Adesso il nulla me verse, sono qua fuori dal portone, vigile e capisce, volevo farmi la contravvenzione. Un altro ben conciado per correr parecchia e girava con un sacchetto per le vie della città. Sì che, vista la guardia, oh, ma dove stanno andando? Via, signor vigile, l'umido sta gocciolando. Siccome che col can se puoi far mezzo giretto, Gecci ormai è la strema. E can, poaretto, a forza di girar con tutta la famiglia, non cata più pace, l'è sempre fermo in veglia. Pensè che una lana, sì vabbè un cucciolotto, girando la fu alle sate e le diventa un bassotto. Non femo più imprudenze, stiamo attenti per carità, è così che finalmente tutto il marasma finirà.